Si è svolta ieri sera a Porto Empedocle, presso la Torre Carlo V, la presentazione del libro Il Pirandello dimenticato di Pierluigi Pirandello e Alfonso Veneroso, che ha visto anche la presenza di Giovanna Carlino Pirandello, moglie del nipote Pierluigi del premio Nobel, moderatrice la giornalista Teresa Di Fresco. L'iniziativa si inquadra nell'ambito del progetto Young e Old Generazioni a Confronto, il recupero della memoria ai tempi del social, organizzato dall'Associazione ADA di Agrigento e che ha visto la partecipazione degli alunni della scuola Luigi Pirandello di Porto Empedocle. A fare gli onori di casa il sindaco della città, Ida Carmina. Al via la presentazione di un libro, un'iniziativa culturale organizzata qui alla Torre Carlo V. Sì, in realtà non è solo un'iniziativa di presentazione di un libro, ma un intero progetto Young e Old, Generazione a Confronto, il recupero della memoria ai tempi dei social. Perché il recupero della memoria e generazione a confronto? Perché in realtà questo libro parla di Pirandello dimenticato, del figlio di Pirandello, Fausto. In realtà è dedicato a Fausto, che pur essendo un pittore straordinario, un grandissimo artista, non è stato mai forse apprezzato e conosciuto adeguatamente, proprio perché diciamo adombrato dalla figura del padre, così grande drammaturgo, che veramente ha fatto la storia della letteratura italiana. È comunque una famiglia che ha le radici qua a Porto Empedocle, che evidentemente noi sentiamo profondamente nostra, a cui abbiamo voluto dedicare insieme a questa associazione ADA questa intera giornata, che è partita col coinvolgimento delle scuole e dell'Istituto Pirandello. Si è voluto coinvolgere l'Istituto Comprensivo Pirandello proprio perché la scuola di Pirandello è stata diciamo inaugurata da lui, e proprio a lui intestata, proprio fu lui, e quindi questa è una traccia indelebile della presenza di questa famiglia a Porto Empedocle. Siamo con il presidente dell'ADA, associazione che ha organizzato questo evento. Sì, grazie a voi, ma soprattutto grazie ai ragazzi e a tutte le autorità che ci hanno dato il piacere di essere qui con noi e di partecipare. E un grazie soprattutto agli alunni dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, che hanno portato la loro vitalità, hanno portato i loro progetti che noi possiamo vedere anche qui. Loro nei mesi scorsi sono stati alla casa natale, hanno preso degli spunti che poi verranno portati avanti nei prossimi mesi, tanto che questo progetto continua, non si esaurisce in questa serata, ma ci ritroveremo insieme il 1° di marzo perché porteranno avanti questi progetti che legheranno loro alle loro famiglie, perché per noi come ADA i rapporti intergenerazionali sono importantissimi, perché i nostri nonni, i nostri bimbi sono entrambi il nostro futuro. A questa iniziativa della presentazione del libro su Pirandello abbiamo come ospite una erede di Luigi Pirandello, la signora Giovanna Pirandello. Ringrazio di questa iniziativa che avete avuto sia la UIL, l'ADA e tutti quanti, l'Istituto Comprensivo di Luigi Pirandello, gli insegnanti che hanno creduto in questa operazione, che hanno avuto la motivazione di poterli coinvolgere in questo progetto. Quel libro, parliamo un po' del libro, quali sono le indicazioni? Ecco, il libro è nato l'estate scorsa, nel 2017, eravamo a Tarquini, a Lido, sotto i pini etruschi, insomma sotto i pini della nostra villa, della nostra casa, e Pierluigi dissi a Pierluigi, dice: ma perché non scrivere i tuoi ricordi? Era sempre tormentato, dice: vorrei scrivere, però sono avvocato, insomma ho cercato di spingerlo a scrivere questi ricordi perché era una cosa molto importante, e così ha iniziato a scrivere. Poi siamo stati invitati da Alfonso Veneroso una sera e abbiamo avuto l'idea di fare un'intervista a Pierluigi. Sotto l'intervista lui, che voleva essere, dal momento che era avvocato, voleva
che ci fosse un artista, insomma, come Alfonso, di poter collaborare con lui, e così è stato. Che importanza ha, diciamo, oggi avere il cognome Pirandello? Come pensava lui, che si sentiva schiacciato dal nonno, dal padre, si sentiva proprio responsabile, anch'io adesso mi sento un po' responsabile in questo ruolo che intraprenderò a sostenere Fausto, insomma, nella pittura, nell'arte, spero di riuscirci, ecco, di essere in grado di farcela, ecco, come ha fatto lui per suo nonno e per suo padre.